Sì, presentiamo il calendario della Polizia di Stato, i cui scatti per certificare e cristallizzare i momenti del nostro lavoro sono stati scattati da un fotografo tra i migliori del mondo, Paolo Pellegrin, che fa parte di una delle agenzie più prestigiose, con a seguito tantissimi premi anche di carattere internazionale. È importante il calendario che la Polizia di Stato ogni anno offre anche a chi vuole donare lo stesso calendario i cui fondi andranno all'Unicef, e quindi per salvare tanti bambini dalla povertà e dal degrado. Quindi chi vuole ordinarlo, abbiamo anche nel nostro sito l'indirizzo del conto corrente su cui fare i versamenti, che andranno ad aiutare l'Unicef, che è un paese, che è un'organizzazione mondiale che si occupa della tutela dell'infanzia, delle malformazioni, delle malnutrizioni che ci sono nel mondo. Per ogni mese dell'anno cambia la fotografia, cambia il tema? Sì, il tema cambia, è diverso, sono 12 scatti per i 12 mesi e ripercorre un po' quello che è il lavoro nostro nelle molteplici organizzazioni, nei molteplici servizi che svolgiamo quotidianamente sul territorio nazionale. Ritratti in bianco e nero? Ritratti in bianco e nero, ma ritratti molto belli, fatti proprio da professionisti, per cui ogni scatto ha alle spalle una vera e propria storia, una storia non solo dell'operatore, ma è una storia delle varie articolazioni con cui la Polizia di Stato si esprime nel territorio nazionale. Tantissimi auguri a tutti voi che come noi svolgete un faticoso lavoro quotidiano a garanzia di uno dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, che è quello di non solo manifestare liberamente il proprio pensiero, ma di informare la collettività su tutte quelle che sono le articolazioni della vita quotidiana, della vita sociale, delle cronache nere e anche dei momenti salienti di difficoltà da parte delle fasce più deboli sul territorio cittadino e periferico.